Ed ora che volgiamo verso la fine, una riflessione su quello che sono gli alpini, qual è la loro morale, il loro modo di essere. All'inizio era soltanto un corpo specialissimo, adattissimo dal punto di vista fisico per salire e conquistare le montagne. Nascevano lì, conoscevano quel mondo e in realtà poi quella volta si scoprì che il mondo degli alpini era qualcosa di più, di molto spirituale, di molto con un grandissimo senso del dovere, del sacrificio, della solidarietà, di tutte quelle cose che radunano ancora gli alpini ogni anno, sempre, per tante occasioni, e ogni occasione viene sfruttata per lasciare il segno della propria solidarietà. Sono alpini sempre, lo sei stato una volta e lo resti per sempre, con tutti i suoi valori, i valori che vengono esaltati dai luoghi che loro percorrono. Si diceva prima, loro sono destinati a guardare dall'alto il mondo che devono proteggere, ma loro stessi sono guardati dall'alto e sentono questo rapporto. Sentono il loro rapporto con il passato, con chi li ha preceduti, sentono il loro rapporto con la famiglia che sta giù qui, laggiù in fondo alla valle, con il loro ambiente, con il papà che è stato alpino, con il nonno che è stato alpino, qualche altro avo che è stato alpino. Si sanno arrangiare, sacrificare e in qualsiasi modo sanno ricordare. In fondo, ogni momento ringraziano l'Altissimo per il mondo che hanno ricevuto e lo pregano per poterlo conservare con onore, perché è una grazia da richiedere al Padre Eterno anche quello, l'onore di poter difendere la propria terra, la propria famiglia e, se possibile, lasciare una grande eredità di affetti a quelli che restano. È un obiettivo sempre da ricercare, da ritrovare, rigorosamente però a passo di alpino, 33 al minuto.
carissimi. Ed ecco, sezione per sezione, la formazione riunita dei corpi bandistici della Camera. Ecco qui. Gettoni, trombe, corni, sax, ance, sax, ance e ragazze, clarinetti, ancelegni, tutta la grande formazione. Se non son cent, en manche pus. Un applauso particolare a chi ha saputo organizzarli, metterli assieme e poi dirigerli. Comoretto Andrea, il maestro. Che anche la volta del proe, pure del proe, alla piovere un'occasione. Poi si sa che la pioggia non ha mai fatto paura agli alpini. Gli bastava poco, una tenda anche fragilina e una mantella, tanto coraggio e tanta resistenza.